Benvenuti amici appassionati bianconeri di Udinese Channel in diretta dal Bruseschi, dal campo 2 per l'amichevole infrasettimanale della squadra di Andrea Stramaccioni che oggi affronta l'Unione Fincantieri Monfalcone, squadra che è balzata all'onore delle cronache nelle ultime settimane perché ha conquistato in maniera molto anticipata la promozione in Serie D alle spalle di Cyril Terò, quindi insomma una squadra come detto tipo che potremmo anche perché no vedere con qualche piccola modifica nella formazione che affronterà il Chievo Verona. Poi in due tempi del Monfalcone un brutto fallo su Terò da parte del numero 7 Donda. Ricordare che comunque è sempre un amichevole. Batte Bruno Fernandes 1-0 dell'Udinese. Ti chiedevo apposta il microfono perché ero abbastanza convinto che Bruno potesse andare in rete. Da Terò su un fallo forse troppo aggressivo da parte del Monfalcone. Qui una dormita di Conè che lascia la strada spianata a Zetto dentro per l'1-1 del Monfalcone con Bertoni. La palla da Zetto a Bertoni, il sinistro chirurgico assolutamente non poteva farci nulla a Scuffet che ha provato unico riferimento offensivo. Adesso Bruno Fernandes, un'ottima palla per Widmer che ha un'autostrada davanti a sé, il passaggio per Terò, facile, il 2-1 di Cyril Terò, una voragine autentica sulla sinistra, anche comunque riconosciuta dal bravo di Andrea Stramaccioni, un'ottima palla adesso per Terò che può calciare palo pieno di Terò, anzi palo interno da parte del francese. Sono pronti i tre cambi che andremo ad annotare dentro Alberg con il 19. Nel frattempo esce Terò, probabilmente al suo posto entrerà Alex Geico, per Terò un gol e comunque buone indicazioni dal francese. Entra Alberg al posto di Allan, il terzo cambio come un po' ci aspettavamo riguarda Conè, esce lui ed entra Emmanuel Bado. Ora Allan che può crossare, invece è una finta, Bruno Fernandes sta giocando bene adesso l'Udinese, la palla per Geico, Widmer 3-1 con il sinistro, Widmer in una posizione non sua trova l'angolino, quello che non era riuscito a trovare prima la posizione di Granada e Watford. Adesso la palla di Bruno Fernandes, Badu di testa, solissimo, però è bravo a metterla all'incrocio dei pali. Svizzero che deve far uscire questo pallone non è facile, e tra l'altro fallo di Bruno Fernandes che in una partita normale avrebbe significato cartellino giallo, così non è. Finisce il primo tempo atletici dell'Udinese negli altri campi del Bruseschi. Inizia in questo istante il secondo tempo, non ci sarà in quella di Verona perché squalificato essendo giunto alla quarta ammonizione in campionato. I numeri di Alberg che esce molto bene palla al piede, Alberg fino in fondo e che gol fa Alberg, bello, davvero molto bello il gol di Alberg che finalmente si prende gli applausi convinti di tutta la panchina per la gara di domenica. Adesso Geico potrebbe anche ritagliarsi lo spazio per il destro, ma conoscendolo cercherà una soluzione diversa perché non gli piace il gol troppo semplice. Aguirre, che gol di Rodrigo Aguirre, lo chiamavano il tiro alla Del Piero con il sinistro, però davvero molta bella la conclusione di Parma, però anche lì va messo in conto, va messo sul piatto della bilancia che è stata una partita interpretata in maniera proprio diversa. Qui un assist invece perfetto di Aguirre per la testa di Geico, grande gol da parte dello spagnolo. Una sì, come detto, il fatto che il cartellino sia di proprietà del Chelsea è una garanzia e non a caso comunque l'Udinese ha chiesto un prestito di 18 mesi, comunque che vada oltre la semplicità di una stagione sola. Qui Bado si complica chiaramente la vita, deve chiamare al miracolo Carnesi. Ha preso praticamente il suo posto in Svezia, giocatore che avrà ancora modo di farsi vedere mentre finisce qui. Eh sì, era questa l'ultima azione, finisce 7-1 per l'Udinese negli altri campi del Bruseschi. Inizia in questo istante il secondo tempo, non ci sarà in quella di Verona perché squalificato essendo giunto alla quarta ammonizione in campionato. I numeri di Alberg che esce molto bene palla al piede, Alberg fino in fondo e che gol fa Alberg, bello, davvero molto bello il gol di Alberg che finalmente si prende gli applausi convinti di tutta la panchina per la gara di domenica. Adesso Geico potrebbe anche ritagliarsi lo spazio per il destro, ma conoscendolo cercherà una soluzione diversa perché non gli piace il gol troppo. Benvenuti amici appassionati bianconeri di Udinese Channel in diretta dal Bruseschi, dal campo 2 per l'amichevole infrasettimanale della squadra di Andrea Stramaccioni che oggi affronta l'Unione Fincantieri Monfalcone, squadra che è balzata all'onore delle cronache nelle ultime settimane perché ha conquistato in maniera molto anticipata la promozione in Serie D alle spalle di Cyril Terò, quindi insomma una squadra come detto tipo che potremmo anche perché no vedere con qualche piccola modifica nella formazione che affronterà il Chievo Verona.
Verona. Poi in due tempi del Monfalcone un brutto fallo su Terò da parte del numero 7 Dondri. Il Terò una voragine autentica sulla sinistra, da parte comunque riconosciuta dal bravo di Andrea Stramaccioni. Un'ottima palla adesso per Terò, che può calciare palo pieno di Terò, anzi palo interno da parte del francese. Sono pronti i tre cambi che andremo ad annotare dentro Alberg con il 19. Nel frattempo esce Terò, probabilmente al suo posto entrerà Alex Geico. Per Terò un gol e comunque buone indicazioni dal francese. Entra Alberg al posto di Allan. Il terzo cambio, come un po' ci aspettavamo, riguarda Koné, esce lui ed entra Emmanuel Bado. Ora Allan che può crossare, invece è una finta. Bruno Fernandes sta giocando bene adesso l'Udinese, la palla per Geico. Widmer 3-1 con il sinistro. Widmer in una posizione non sua trova l'angolino, quello che non era riuscito a trovare prima la posizione di Granada e Watford. Adesso la palla di Bruno Fernandes, Badu di testa, solissimo, però è bravo a metterla all'incrocio dei pali. Lo svizzero che deve far uscire questo pallone non è facile, e tra l'altro fallo di Bruno Fernandes che in una partita normale avrebbe significato cartellino giallo. Così non è, finisce il primo tempo proprio dell'Udinese. Da ricordare che comunque è sempre un amichevole. Batte Bruno Fernandes 1-0 dell'Udinese. Ti chiedevo apposta il microfono perché ero abbastanza convinto che Bruno potesse andare in rete. Guadagnato da Terò su un fallo forse troppo aggressivo da parte del Monfalcone. Qui una dormita di Koné che lascia la strada spianata a Zetto dentro per l'1-1 del Monfalcone con Bertoni. La palla da Zetto a Bertoni, il sinistro chirurgico, assolutamente non poteva farci nulla a Scuffet, che ha provato unico riferimento offensivo. Adesso Bruno Fernandes, un'ottima palla per Widmer che ha un'autostrada davanti a sé, il passaggio per Terò, facile, il 2-1 di